Amici, da Ciccio da Mazzara. amici, baciamo le mani a tutti. Baciamo le mani a tutti. Allora, siamo di nuovo qui con il nostro Ciccio da Marsala. Vi ricordate Ciccio da Marsala quando è venuto in trasmissione e ci ha detto che cercava la ragazza ideale, l'anima gemella? Ebbene Ciccio, fino ad oggi non l'ha ancora trovata, è vero Ciccio? Sì, non l'ho trovata a nessuno. Ora dico io, è possibile mai che in tutta la Sicilia e in tutta l'Italia non ci sia neanche una ragazza sistemata per il nostro Ciccio? Da Marsala. Dico, è possibile mai? Ciccio non è che va pretendendo chissà che cosa, non cerca la luna, non è che cerca chissà che cosa il nostro Ciccio va cercando una ragazza sistemata, casalinga, per farsi una famiglia, è vero Ciccio? Per fare una bella famiglia. Esatto. Ciccio, quanti anni c'hai tu? 30 anni. Ciccio ha 30 anni, quando li hai fatti 30 anni? Io il 13 di settembre. Come vedete voi, li dimostra benissimo, 30 anni, e va cercando una ragazza che parte da quale età Ciccio? Da 26, 27 e da 28 anni. Di più niente. Quindi, esatto, Ciccio la vuole bella giovane e fresca come a lui, la vuole che parta dai 25 e arriva massimo ai 28 anni, deve essere una ragazza casalinga che non deve lavorare, perché ci pensa il nostro Ciccio. Tu Ciccio lavori? Sì, lavora. Che lavoro fai? Io contadino pure lavoro. Esatto. C'hai la macchina, sei motorizzato, ti puoi spostare? Sì, sempre mi posso spostare per andare a trovare. Esatto. E come ti sposti qua in città? In città è qui a Marsala con la bici in questo momento. Invece quando fuori Marsala? Fuori Marsala ci vai sempre con la bici? Col treno. Ah, col treno. Col treno vado la macchina non ce l'hai? Non ce l'hai. La patente ce l'hai? Sì, la patente ce l'ho. Però macchina niente. La macchina però prossimamente quando ti farai fidanzato mi fai con la macchina certo, perché la fidanzata ti deve portare a spasso con la macchina soprattutto quando c'è il freddo, quando c'è l'inverno, quando c'è l'inverno, perché piove non può uscire, ci vuole la macchina. Esatto. E tu ti stai impegnando per comprartela? Per comprarla. Esatto, mi fa piacere, tu sei un ragazzo veramente che ti stai impegnando, intelligente, che soprattutto e soprattutto perché ti stai impegnando per farti la macchina per uscire con la fidanzata. Con la fidanzata. Dico, dall'ultima volta che tu hai fatto il videomessaggio qua da noi per cercare l'anima gemella, hai trovato nessuno? No, non ho trovato nessuno. Non ti ha chiamato nessuno? Non mi ha chiamato nessuno. Ma come mai? Come pensi? Perché non mi è venuto una giusta, esatto. una ragazza giusta. Esatto. Ma dico, qualche telefonata c'è stato? Di prima di Castellammare che mi hanno telefonato, sì. E poi non hanno telefonato più. Hanno cambiato idea. Esatto. E un'altra era di Salemi che mi ha chiamato, sì. E poi non ha chiamato, non hanno avuto più notizia. Da quel periodo lì che sei singolo? No, sono singolo in questo momento, non ho nessuno. Esatto. Per cui, amiche telespettatrici, ragazze che ci state guardando, dico, lo state vedendo Ciccio, lo vedete, è un ragazzo sistemato, non gli manca nulla, gli manca solo l'anima gemella. Ciccio, 30 anni, di Marsala, va cercando la donna ideale, l'anima gemella, la ragazza giusta, da qualsiasi parte, è vero Ciccio? Certo, da qualsiasi parte. Da qualsiasi parte. Di lunedì tu te la prendi. Anche da Trapani, da Mazzara, di Castellammare, dove c'è una bella ragazza sistemata. Esatto. Ora parliamo noi di questa ragazza che tu hai cercato. Come deve essere fisicamente? È alta, bionda e agli occhi azzurri. Allora, il nostro Ciccio la vuole alta, bionda, con gli occhi azzurri. Poi? Può stare una bella insieme in famiglia. Esatto. Cioè deve essere casalinga a casa, che deve avere un bel carattere, ti deve trattare bene, una partennaccia, esatto, ti deve trattare bene, e che soprattutto non deve fare corna, perché le corna il nostro Ciccio non piacciono a nessuno, soprattutto Ciccio è allergico alle corna, è vero Ciccio? Certo. Fanno male alla salute, fanno male, molto alla salute, fanno male. Per cui fatevi sentire, perché il nostro Ciccio qua è un gran simpaticone, è alla mano, lo vogliono tutti bene. Parlaci un poco di te Ciccio, come passi il tempo nella giornata? Cosa fai? Lavoro tutti i giorni, poi di sera esco, vado in città e poi me ne vado a casa. In città ci vai sempre con la bici? Sì, con la bici. Ascoltami. In Marsala. Fuori Marsala ci vai col treno. Ma tu a Marsala stesso, quando esci la sera con la bici, la luce ce l'hai nella bici? C'è il mandello quello colorato, fosforescente, per farmi vedere. E perché attenzione, perché se vai in giro con la bici senza luce si muore e si va all'altro mondo, e poi altro che anima gemella. Certo.
Va bene Ciccio, per cui ripetiamo, noi stiamo cercando urgentemente, la cerchiamo urgentemente per il nostro Ciccio perché si deve sistemare, lo volete capire, giusto Ciccio? Certo che mi devo sistemare. Cercate di chiamarla al numero che state vedendo in Zova quello che state vedendo qui, è il numero del nostro Ciccio, chiamate! E il mio numero è che con l'89, sotto il mio numero di sotto sta Amore Siciliano. Esatto, per cui Ciccio... Telefonate da Ciccio da Marsala. Esatto, Ciccio è qui che sta aspettando le vostre telefonate. Belle ragazze, fatevi sentire il nostro Ciccio qua è a disposizione. Vi porta al ristorante, vi porta a mangiare una pizza, giusto? Certo, la porterò anche pure a mangiare una pizza, pure a un discoteca. gelato, discoteca, come vuole lei. La porta da tutte le parti, l'importante è che lei si fa sentire, è giusto? Si fa sentire anche in questi giorni, si fa Esatto. sentire. E l'importante però che non deve lavorare perché ci pensa il nostro Ciccio, perché il nostro Ciccio è in grado di mantenere l'anima gemella, vero Ciccio? Certo che sono in grado. Vabbè, allora in questo momento ci sono tutte queste ragazze di Facebook, di YouTube che ci stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. Le lancio un messaggio tra di voi guardando la telecamera. E poi sono Ciccio da Marsala, ho 30 anni e cerco la mia anima gemella per sposarmi. Fatevi sentire, Fatevi fatevi sentire. sentire in questo momento. Io aspetto le vostre chiamate. Aspetto io le vostre chiamate, che mi chiamate a Il me. numero che state vedendo è Zova Impressione. E in questo numero con l'89. Perfetto. Questo è tutto, un grosso saluto, un grosso bacio dal vostro Ciccio. Vi saluto, ciao, da Ciccio da Marsala, ciao, un bacione. Perfetto, ha dato un grande videomessaggio per cui fatevi sentire. Questo è tutto. Alberto Oliva, Scianamuri Siciliano vi saluta e vi saluta pure. Ciccio da Marsala. Ciao ciao, Ciao. aspettiamo a voi. Chiamate. Ciao, ciao, chiamate al mio numero.